dovuto apportare degli aggiornamenti sugli impianti e questo ci ha costretto appunto a non poter effettuare delle manifestazioni di alto livello. Siamo ripartiti con la Davis nel marzo di quest'anno e d'ora in avanti penso che ci occuperemo di nuovo con quella assiduità che ci ha distinto nel passato ad impegnarci in questo tipo di manifestazioni. Che cosa avete preparato per questo ritorno sul campo internazionale? Bisogna concordare con la federazione e esaminare i calendari, non sono ancora decise le cose, però è dichiarata la nostra intenzione al rientro. Quanto è stata importante l'intesa con Settimo San Pietro? Ma il Settimo San Pietro rappresenta una particolare condizione di connubio felice fra comune e società sportiva. Loro hanno questa simbiosi e questo li ha aiutati. Anche noi non possiamo lamentarci perché gli appoggi ci sono sempre venuti sia dal comune che dalla provincia che dalla regione. E in questo ambito dobbiamo fare dei conti. Oggi non è facilissimo affrontare dei costi.